Ciao a tutti. Non esiste un'Occitania unica, quanto piuttosto una serie di comunità occitane che hanno sviluppato delle culture anche molto diverse tra di loro nel corso dei secoli. Questo in virtù della vastità del territorio DOC, dalle nostre Alpi fino ai Pirenei, dalla costa atlantica alla costa mediterranea, dal massiccio centrale fino alle colline del Lengadòc e alla pianura del Rodano. Queste diverse comunità hanno elaborato delle culture che proprio nella musica vedono un aspetto emblematico, paradigmatico di differenza nell'unità, di unità nella differenza. In questo piccolo video dedicato alle danze che si possono eseguire in questo periodo di emergenza pandemica, alle danze che non richiedono un contatto fisico diretto tra i ballerini, abbiamo scelto una serie di esempi coreutici provenienti dalle diverse aree DOC, che hanno però in comune il fatto che i ballerini non si toccano mai, non hanno mai un contatto fisico diretto. Partiamo da un ballo popolarizzato, vale a dire un ballo degli ultimi arrivati nella tradizione, una scottish, un scuticcio come si dice in occitano, danza di origine appunto scozzese, che viene ballato dappertutto, di cui presentiamo una variante con il passo della scottish della Guascogna. Dalla scottish andiamo alla burra a due tempi, una danza del nord dell'Occitania che si balla nell'area occitana. Questa che suoniamo è la Burreio de Thiers, la Burre de Thiers, città dell'Auvergnio in cui vengono fabbricati i coltelli. È una melodia quindi occitana, però viene ballata anche in zone non occitane, in zone come il Berry, in zone come il Bourbonnais, come la Valle della Roira, zone della Francia del Nord confinanti con le terre occitane. Abbiamo poi il Setzout, una melodia e una danza del Béarn, un salto bearnese, il Saut Béarnais, che un po' per volta ha conquistato le piste da ballo tradizionale di tutte le terre DOC e dintorni, proprio in virtù di una coreografia particolarmente coinvolgente, per andare poi all'altra estremità delle terre DOC, al Delfinato, con il Rigudun, che viene qui ballato nella sua versione secondo me più bella, più arcaica, più ancestrale, un qualcosa di veramente tribale. Ritorniamo ai Pirenei, nella zona dell'Ariège, con la Planerado a Nenleu-Fietos, per tornare al nord dell'Occitania con una suite di due burre a tre tempi, particolarmente arcaiche anche loro, proprio per la struttura melodica. Ecco, questo è un piccolo panorama di quello che è uno dei repertori da ballo più importanti, più grandi di tutta l'Europa, più vasti, più ricchi, una ricchezza della danza tradizionale occitana, una ricchezza che è sia della gente DOC che di tutte le persone che amano questa terra. Ciao a tutti.